Eder. Mech. Pallister. Negli ultimi giorni, il caso di Liliana Resinovic, che ha catturato l'attenzione pubblica per ben 3 anni, è entrato in una fase di inaspettato silenzio. Questo silenzio è emerso proprio nel momento in cui tutti si aspettavano il deposito della superperizia della dottoressa Cristina Cattaneo, un evento che doveva avvenire entro ieri. Tuttavia, il giorno è trascorso senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dei soggetti coinvolti. Questo ha lasciato spazio a un'atmosfera di attesa sospesa, interrompendo quel flusso costante di speculazioni e chiacchiere che hanno accompagnato il caso fin dal suo inizio. A Trieste, dove il caso Resinovic è stato costantemente al centro dell'attenzione, il silenzio ha sostituito il consueto rumore di fondo delle conversazioni e delle speculazioni. Negli ultimi giorni, l'ansia e la curiosità morbosa sono cresciute, alimentate dall'aspettativa del deposito della perizia. Le voci si sono diffuse rapidamente, alimentate da telefonate, messaggi e indiscrezioni, creando un fitto intreccio di comunicazioni informali. Tuttavia, a differenza delle occasioni precedenti, non ci sono state fughe di notizie, lasciando il pubblico in attesa di una svolta. Questa situazione ha portato a chiedersi se ci siano dei motivi tecnici per il ritardo o se i risultati della consulenza possano indirizzare le indagini in una direzione inaspettata. È importante sottolineare che il silenzio non implica necessariamente che le eventuali lesioni riscontrate indichino un colpevole. Non è detto che una proroga sia dovuta alla necessità di ulteriori accertamenti tecnici. Le relazioni tra i vari attori del caso, comprese le consulenze, gli inquirenti e la squadra mobile della Questura di Trieste, sono governate da protocolli rigorosi. Gli investigatori agiscono in base alle direttive del pubblico ministero Maddalena Kergia, che riceverà la relazione della Cattaneo una volta pronta. Tuttavia, ci vorrà tempo, forse più di quanto molti si aspettano, per giungere a una conclusione chiara. La svolta, se ci sarà, diventerà evidente solo dopo un'attenta lettura e analisi della perizia. Questa fase di silenzio rappresenta una novità per il caso Resinovic. Dopo anni di incessanti discussioni e ipotesi, c'è finalmente un momento di calma che ha disorientato l'opinione pubblica e i media. Questo silenzio potrebbe durare ancora, in attesa che la procura comunichi ufficialmente il deposito della perizia. Oppure, potrebbe essere un elemento strategico, parte di un tentativo di orientare le indagini in una nuova direzione. È come se, mentre tutti guardano il dito, qualcuno stia osservando la luna, cercando di vedere oltre l'apparente. È importante ricordare che le date di scadenza per il deposito dei documenti non sono sempre rigide. Possono esserci margini di qualche giorno, tra i 7 e i 10, per consentire un completamento accurato. Il fatto che la dottoressa Cattaneo non abbia ufficialmente richiesto una nuova proroga suggerisce che potremmo essere vicini a una svolta. Forse, entro pochi giorni, tutte le domande troveranno una risposta e il caso Resinovic potrebbe prendere una direzione decisiva. Il caso di Joanna Natalie Quintanilla Valle, una donna di 40 anni scomparsa dopo un tragico episodio di violenza, si è trasformato in un intricato enigma che le autorità stanno cercando disperatamente di risolvere. Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, Quintanilla è stata uccisa dal suo compagno, Pablo Heriberto González Rivas, un uomo di 48 anni che attualmente si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato e occultamento di cadavere. Nonostante gli sforzi congiunti dei vigili del fuoco e dei carabinieri, il corpo di Joanna non è ancora stato ritrovato. Le ricerche si sono concentrate in un'ampia area che comprende le località di Inzago, Cassano d'Adda e Treviglio. Rivas aveva confessato di aver nascosto il corpo della donna in un borsone, che avrebbe poi gettato in un luogo non specificato. Tuttavia, il borsone non è stato rinvenuto, e dopo una settimana di infruttuose ricerche, le forze dell'ordine si trovano nella necessità di rivedere e riorganizzare il loro piano d'azione. Durante l'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari, Anna Calabi, ha ascoltato la confessione di Rivas, che ha dichiarato di aver ucciso accidentalmente Joanna durante un rapporto sessuale nel loro monolocale situato in Piazza dei Daini, nel quartiere Bicocca.
Rivas ha affermato di averle rotto l'osso del collo, ma gli inquirenti dubitano della sua versione, ritenendo che possa aver cercato di minimizzare la gravità delle sue azioni per alleviare la propria posizione legale. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato Rivas mentre trascinava un borsone, confermando in parte il suo racconto di aver nascosto il corpo in quel modo. Ha inoltre indicato di aver abbandonato il borsone vicino a un canale, ma nonostante le ricerche mirate nelle aree menzionate, non è emerso alcun risultato concreto. Di fronte a questa situazione, le autorità sono intenzionate a ripartire con una nuova strategia di ricerca. Nel frattempo, è possibile che Rivas venga nuovamente interrogato, nella speranza che possa fornire ulteriori dettagli utili a localizzare il corpo di Johanna. Gli investigatori non escludono l'eventualità di effettuare nuovi sopralluoghi nei luoghi indicati dall'accusato, cercando di individuare qualsiasi traccia che possa condurre alla risoluzione di questo caso complesso e doloroso. Un drammatico episodio si è verificato questa mattina a Sant'Agata Militello, coinvolgendo un uomo di 45 anni, originario di un centro dei Nebrodi, che era ospite di una casa famiglia del luogo. L'uomo, noto per soffrire di problemi psichici, ha manifestato un improvviso stato di agitazione e, dopo essersi recato sulla terrazza retrostante della struttura, si è appollaiato sul cornicione. In un momento di disperazione, si è lanciato nel vuoto da un'altezza di circa 10 metri. L'impatto con il suolo è stato violento e ha causato all'uomo gravi ferite agli arti inferiori, oltre a diversi traumi. Immediatamente soccorso dal personale del 118, l'uomo è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasferito d'urgenza tramite elisoccorso al Policlinico di Messina. Fortunatamente, nonostante la gravità delle lesioni riportate, la sua vita non sembra essere in pericolo. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, gli agenti di polizia del commissariato di Sant'Agata Militello e una pattuglia dei carabinieri della compagnia locale. Le autorità stanno indagando per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo tragico gesto e per garantire che l'uomo riceva l'assistenza medica e psicologica necessaria. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.